stato informato pochi giorni fa della vostra notevole iniziativa di dedicare una via ad una data importante per la nostra storia, per la storia della nostra patria, il 26 ottobre 1860. Non potendo raggiungere l'Italia per gli impegni precedentemente assunti, ho chiesto alla delegazione della provincia di Napoli, dell'Associazione Internazionale Regina Elena, di partecipare a questo significativo evento in un comune che ha sempre rispettato la storia che ci accomuna. L'associazione è dedicata alla seconda regina d'Italia, mia indimenticabile bisnonna, è molto attenta alla preservazione del patrimonio spirituale, morale, storico, culturale e sociale e da anni ha creato il premio Tutela del Patrimonio e delle Tradizioni Napoletane. Crediamo che il patrimonio e le tradizioni locali debbano essere tutelate ma anche approfondite dal proprio popolo nel rispetto dell'unità nazionale, perché l'Italia deve rimanere una e indivisibile, così come hanno cominciato a crearla i nostri anni 150 anni fa. Nel 2011 si festeggerà la riunione del primo Parlamento italiano e la proclamazione del Regno d'Italia. All'epoca mancavano ancora l'unità nazionale in Lazio, l'Alto Adige e il Trivento, e l'unità fu raggiunta soltanto il 4 novembre 1918 a Vittorio Veneto, vittoria della quarta guerra di indipendenza e prima guerra mondiale, voluta e in gran parte guidata dal mio bisnonno, al quale avete dedicato la piazza principale del comune, Vittorio Emanuele III. Il 26 ottobre 1860 è perciò una data fondamentale nella costruzione di questa unità che dobbiamo preservare oggi, come ieri e come domani. Viva Summa Vesuviana, viva l'Italia unita! Che Vittorio Emanuele è un evento che segna il passaggio dal mezzogiorno al Regno d'Italia. 150 anni di storia hanno prodotto tanto alla nostra nazione. L'Italia del Nord, del Centro e del Sud insieme, l'Italia tutta ha conquistato molti diritti, vinto molte battaglie per assicurare lo sviluppo della nazione. Fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese è investire sulla cultura. Un Paese che non investe sulla cultura è un Paese senza futuro. Il compito principale che tutti noi dobbiamo eseguire per garantire lo sviluppo sostenibile della nostra nazione è tutelare l'immenso patrimonio storico e artistico, custodire quanto ci è stato tramandato dal passato, trasmettendo alle nostre generazioni segni artistici, architettonici e culturali della nostra civiltà. Lo sviluppo della cultura e l'elaborazione di strategie di integrazione sociale creeranno i presupposti essenziali ad un'Italia integrata, unita e unica. Grazie. Allora passiamo subito al momento musicale. Qualcuno mi dice sempre, come è possibile, c'è sempre questa presenza di fanfara. Non è un caso, la presenza delle fanfare nella città di Somma Vesuviana ha una tradizione. Somma alla fine dell'Ottocento, proprio all'indomani dell'unità d'Italia, aveva la sua fanfara comunale. Aveva la sua fanfara comunale che era particolarmente notata in tutto il territorio, con una sua amministrazione e con una sua storia precisa. E in questo contesto oggi, dopo la fanfara dei Carabinieri, dopo la fanfara dei Bersaglieri, quella della Polizia di Stato, oggi ospitiamo la fanfara musicale dell'Ufficio del Suo specifico. Una fondazione gloriosa anche questa, che ha la sua storia con il suo inizio nel 1860 ed oggi è diretta dal maestro Giuseppe Lettieri. Da qui il programma che seguiremo adesso, che io vi reiterò, dopo un certo punto durante il programma ci sarà una sospensione con i bambini che seguiranno l'umanità. I pezzi che saranno eseguiti sono Bucic, Lorentina di Marcia numero 20, Bartolucci, Primavera di Pace, Marcia su Tocca, Luiz, Dragon Falez, Il Passo dopo, Marcia numero 25, Sciapi, del tamburo del Grande Eros, Ove più,
Elicate Montes, Passo Dove, marcia numero 11, Meyer Beer, Profeta, marcia di coronazione, marcia numero 18. Poi ci sarà un momento sublime dedicato al movimento studente. Dopodiché ci sarà il nostro grande maestro Giuseppe Verdi con la Ida, marcia trionfale, Strauss con la marcia di Adesci, Ardore, marcia della finanza di Vigili del Fuoco e chiuderà l'inno di Mameli. A questo punto chiamo il maestro Giuseppe Verdi. Fuggi, Florentino March, marcia numero 20. Di pace. Bertolucci, grande musicista, si occupò in particolar modo nei suoi studi, oltre a quelli operistici, trattò anche le marce e compose nell'occasione una marcia sintonica, la marcia numero 20, intitolata Una vera di pace, un pezzo di un grandissimo livello. A voi maestro.
Grazie.